Terminato il ciclo dedicato alle giornate della storia sugli emigranti del Veneto orientale, vediamo alcuni dei momenti. Un successo la settimana dedicata alle giornate della storia Veneto orientale, gli emigranti, iniziativa patrocinata dall'assessorato alla cultura di San Donà di Piave e organizzata dai centri di formazione Aldo Mori. Un percorso di scoperta sulle storie di alcuni di coloro che hanno scelto di emigrare dal Veneto orientale per trasferirsi altrove, al quale hanno partecipato attivamente gli istituti scolastici della città di San Donà. In particolare gli istituti comprensivi di San Donà di Piave hanno partecipato all'iniziativa mettendo in scena i loro talenti artistici al Centro Culturale Da Vinci, raccontando con la danza e la recitazione le storie più significative sul tema dell'immigrazione dal Veneto orientale. Sì, noi abbiamo accolto con favore, siamo grati anche al Centro di Documentazione Aldo Mori di San Donà e all'assessorato alla cultura di San Donà di Piave, del Comune di San Donà di Piave per questa opportunità. Ci hanno dato modo di riflettere su alcune questioni che comunque sono legate alla nostra tradizione, alle nostre famiglie, le migrazioni in paesi stranieri e nello stesso tempo ci dà l'opportunità di ragionare, di riflettere con i ragazzi sulla situazione attuale, che è quella di stranieri che sono arrivati al nostro paese. Quindi ci dà una doppia opportunità di rivedere la storia, di ristudiarla in qualche modo e di affrontare il futuro. La scuola secondaria di primo grado Honor, ad esempio, ha messo in scena lo spettacolo Romolo Honor, una vita da ricordare, affrontando la tematica del lavoro italiano nell'Africa coloniale e ripercorrendo l'esistenza del sandonatese Romolo Honor, nato nel 1880 e fondatore della stazione sperimentale governativa di Genali in Somania. E poi anche l'Istituto Comprensivo Schiavinato, che ha proposto la storia di una famiglia di agricoltori statunitensi che persa la propria terra, prende un furgone e va alla ricerca di un'altra terra da abitare. Il CFP San Luigi invece ha proposto il racconto di una donna emigrata in Libia subito dopo lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale, raccontando le esperienze vissute e i modi di vivere affrontati. Che tipo di risposta hanno avuto i ragazzi da questo breve ciclo di incontri? Ma l'hanno affrontato con molto entusiasmo perché i ragazzi sono stupendi, quando li si mette davanti a un'opportunità di poter esprimere se stessi attraverso il canto, attraverso la recitazione, attraverso il teatro in generale, loro sono stupendi, hanno reagito molto bene e con entusiasmo e questo gli dà la possibilità anche di riflettere, magari non subito ma lentamente su queste tematiche, perché poi le riportano anche a casa, ne parlano con i propri genitori, trovano sempre il nonno che ha vissuto questa esperienza e questo li arricchisce.